Verona Domani manifesta una crescente preoccupazione riguardo il progetto Cadelbue a Verona, che prevede la creazione di una linea di smaltimento rifiuti basata sull'essiccazione di reflui civili e industriali, con un'imponente quantità di circa 100.000 tonnellate annue di residui da trattare. Verona Domani evidenzia il potenziale impatto ambientale negativo su aree sensibili come San Michele, Borgo Roma e i comuni circostanti, tra cui Zevio, San Martino Buonalbergo e San Giovanni Lupatotto. I rappresentanti ribadiscono inoltre la loro ferma convinzione che lo sviluppo proposto dal GSM AIM non debba avvenire a spese dei cittadini e che sia necessario prestare grande attenzione a questa tematica di rilevante impatto ambientale. Oggi come Verona Domani siamo qui a manifestare la nostra grande preoccupazione per quello che potrebbe diventare un impianto potenzialmente molto nocivo per la salute dei cittadini veronesi. In particolare per i residenti di San Michele, per i residenti di Palazzina, di Borgo Roma e anche per i comuni limitrofi, pensiamo a San Martino e a San Giovanni Lupatotto. Stiamo parlando di una nuova linea di produzione di combustione di rifiuti per 110.000 tonnellate all'anno. Tutto questo è partito dal Comune come richiesta di autorizzazione alla Regione Veneto senza che il Consiglio Comunale ne fosse informato. C'è una pochezza di informazioni sull'argomento che è molto preoccupante e direi inquietante. Pensate che, e dopo ne parlerà Alessio Carbon, in Consiglio della 7ª circoscrizione i documenti sono arrivati veramente a ridosso del Consiglio stesso. Noi invece riteniamo che ci debba essere più trasparenza, più informazione. Chiederemo sicuramente la convocazione di un consiglio comunale straordinario e non esiteremo a scendere in piazza con i cittadini, perché noi prima di tutto siamo dalla parte dei residenti, siamo dalla parte del territorio che oggi è molto preoccupato di questa situazione. Soltanto il traffico pesante su gomma che si recherà qua per rifornire ovviamente lo stabilimento di queste 110.000 tonnellate creerà un ingombro in tangenziale che è davvero significativo. Chiunque di noi percorra questa tangenziale sa benissimo quanto quotidianamente sia molto importante l'afflusso di traffico e quindi con questo ulteriore aggravio diventerebbe infernale il traffico, oltre all'inquinamento sviluppato. In più reputiamo che questa scelta fatta da GSM con il sindaco Tommasi, sul quale sinceramente non ci aspettavamo questa pochezza di sensibilità rispetto alla salute dei propri cittadini. Ci aspettavamo da parte sua una maggior energia per evitare questo tipo di situazione, un'attivazione di una linea che non si capisce chi la voglia veramente. La stessa maggioranza che sostiene il sindaco Tommasi è fortemente divisa sul tema e noi come Verona Domani, che siamo espressione del centrodestra, vogliamo ribadire che noi su questo ci opporremo fino all'ultimo momento utile e quindi la battaglia è soltanto all'inizio. Grazie a tutti gli amici che anche oggi sono venuti qua presenti per dire il loro secco no convinto. Attenzione, noi non siamo contrari di principio all'impianto di Cadelbue, ma il nostro riferimento, il nostro modello è quello, ad esempio, poco distante dai confini nazionali, quello austriaco, quello di Vienna, dove con alta tecnologia si è in grado di sfruttare un impianto come questo, dove l'aria viene resa molto più pulita che nel resto della città. Mi soffermo un attimo anche su quelle che sono state appunto le dinamiche amministrative che hanno coinvolto la nostra circoscrizione, ovvero è stato convocato un consiglio straordinario per il 13 di febbraio, dalla direzione ambiente ci è stato chiesto un parere da esprimere entro il 15 di febbraio, quando la presentazione del progetto da parte di AGSM e della direzione ambiente si svolgerà il 19 di febbraio in fiera. Quindi voglio dire, capite bene che comunque anche noi consiglieri non tutti sono ingegneri ambientali o di tecnici del settore, anche la possibilità di assistere alla presentazione da parte di AGSM del progetto sarebbe stata importante al fine di esprimere un voto in maniera consapevole. Abbiamo chiesto la presenza in consiglio dell'assessore Tommaso Ferrari, di qualche tecnico o di AGSM, ma nessuno si è presentato, siamo stati lasciati soli ad esprimere questo parere.
Il parere che è stato espresso dal Consiglio è un parere sostanzialmente negativo, con alcune osservazioni che sono state proposte, e quindi come Verona Domani, come diceva giustamente prima il consigliere Rossi, siamo qua a esprimere soprattutto quella che è la nostra preoccupazione per questo progetto, che in questo momento pare voler essere tenuto sotto traccia dall'amministrazione. Invece la gente chiede di essere consapevole di quello che succederà in quest'area, perché a 5, 10, 15 km da questo impianto ci sono le nostre case, ci sono le case dei cittadini del territorio della 7ª circoscrizione, per cui siamo qua a chiedere innanzitutto, a esprimere la nostra contrarietà, ma a chiedere soprattutto di essere informati ed essere consapevoli di quello che succederà per il futuro dei nostri figli e delle nostre famiglie.